La riforma degli enti locali, imposta dalla Giunta regionale, ha lasciato profonde fratture nel sistema istituzionale di questa regione, ottenendo l'esatto effetto contrario di quanto si era enunciato nei principi. Si voleva aggregare e si è ottenuta un'ulteriore frammentazione. Per noi è importante invece eliminare qualsiasi forma coercitiva di aggregazione e di trasferimento di funzioni amministrative, favorendo invece le aggregazioni di municipalità e di servizi che operano su rete omogenee e contigue, mantenendo sede e ruolo sociale e quale espressione della realtà e dell'identità territoriale dei comuni. Vogliamo anche introdurre metodologie partecipate per la pianificazione di sviluppo territoriale di area vasta e revisionare l'importo dei trasferimenti costi standard che siano ponderati rispetto alla caratteristica delle aree considerate. Un altro punto che vorremmo affrontare è la legge elettorale. In questa regione vige ancora il sistema elettorale maggioritario, che è fortemente orientato al bipolarismo, e questo non rispecchia più quella che è la realtà politica della regione. Di fronte a tre grandi forze politiche che si confrontano sui temi, le modalità di elezione del presidente, che sono attualmente in uso, rischiano di far avere un presidente della regione eletto con meno del 40% dei voti. Questo lo riteniamo inaccettabile ed è per questo che noi prevediamo di introdurre un turno di ballottaggio per la definizione del presidente. Un'altra stortura che dovremo assolutamente rimediare è la possibilità dei candidati presidenti di ogni lista di concorrere anche all'elezione come consigliere regionale nel caso non diventino presidenti. Ed infine, naturalmente, i nostri interventi sui costi della politica, con l'attribuzione di 5.000 euro lordi come indennità per i consiglieri, l'abolizione di ogni rimborso forfettario e quindi della rimborsi spese tramite scontrini, come diciamo, e quindi solamente delle spese che vengono rendicontate puntualmente da ogni consigliere. Grazie. Per avere maggiori dettagli scaricatevi il PDF che troverete in questa pagina.